È un quadro desolante quello che riemerge in questi giorni dalle acque del canale Battaglia. A causa di alcuni lavori di manutenzione sull'arco di mezzo e in alcuni altri punti, a Battaglia si è reso necessario l'abbassamento al minimo del livello d'acqua sul canale. Il Rigagnolo ha evidenziato la scarsa manutenzione dello stesso e nella fattispecie sull'accumulo di fango e detriti. La situazione è allarmante se si considera il fatto che da sempre Battaglia è una città che punta molto sulla navigazione, in particolare su quella turistica, con addirittura un museo dedicato alla navigazione, ma con gli scarsi, se non inesistenti, interventi di pulizia sul fondale, anche questa attività è a rischio. Difficile e sempre più impossibile la navigazione su un fondale simile. Ricorderete certamente durante lo svolgimento della 38esima remata a seconda l'incagliamento in più punti di un barcone da trasporto. Ecco, ora che il canale è in secca il problema appare chiaro. Fisherman Channel News, Battaglia Terme.